Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rom 2 Total War. Come potete ben notare, quest'oggi ci troviamo all'interno della nostra mappa conquista proprio per illustrare la nostra strategia di attacco. Allora, come avete ben potuto vedere nei gameplay precedenti, tramite delle abili mosse siamo riusciti a ottenere il controllo di una parte della provincia baetica, ovvero la cittadina di Gadira. È stata una appunto delle nostre ultime conquiste e tramite essa tenteremo di offrire il suo appoggio territoriale per lanciarci proprio nel nord della Mauretania, ovvero una sezione del Nord Africa. Sarebbe davvero un'ottima azione da parte nostra se riuscissimo a ottenere il controllo di questa regione, perché ci lanceremo direttamente nella conquista delle altre regioni limitrofe, come per esempio la regione della la cittadina di Midgol e la cittadina di Iol, appartenenti al regno dei Massili. Allora, sicuramente i Getuli e i Massili sono degli alleati, quindi ci daranno un pochino di filo da torcere, però con l'aiuto del nostro esercito dei Vivisci, che appunto stava arrivando dall'Oceano Atlantico, e sicuramente con l'aiuto anche dei nostri ragazzoni lusitani, riusciremo a ottenere il controllo dell'obiettivo militare che potete ben notare in bianco circolare. Io ragazzi mi era venuta un'altra bella idea. Allora, date un'occhiata al nostro contesto territoriale. Abbiamo sia le Baleari, appunto sotto il nostro impero, e la cittadina di Tarraco. Visto che non abbiamo molta potenza navale, avevo intenzione di creare una nuova flotta sotto il controllo di uno dei generali più abili all'interno dell'intero contesto dei candidati, ovvero il nostro grande statista che appunto regola la nostra tassazione, il nostro erario da diversi anni. Guardate un po' quanti effetti positivi che appunto dispone. Addirittura l'effetto più interessante è quello che abbiamo il 20% dei danni causati dalle armi dell'unità del comandante, quindi esso stesso garantisce una grande potenza in più. Creiamo una nuova flotta al prezzo quindi di, vediamo un po', di 2000 monetine. Ok, allora nel momento in cui scopriremo tra 2 turni il cantiere navale migliorato, convertiremo il vecchio porto, eccolo qui, attenzione, deve essere appunto qui dentro. Allora, il vecchio porto commerciale nel nostro grande cantiere navale, in modo tale da fornirci un'ottima guarnigione per andare a condurre, quindi a completare il mio nuovo piano. Allora, vi avevo detto che mi sarei voluto appropriare dei territori romani e quindi l'attuale Sardegna e appunto la Corsica potrebbero essere considerati degli ottimi punti d'appoggio per andare a sbarcare nella regione appunto di Cosenzia, per ottenere definitivamente la cittadina di Roma. Allora, questa regione del Lazio è sicuramente una regione molto ricca di materiali, e quindi ottenendo il supporto da queste due regioni, la Sardegna e la Corsica, avremo l'opportunità di penetrare proprio all'interno della penisola italiana, andando a sbaragliare l'impero romano, andando a sbaragliare Roma, e magari entrando in conflitto con la fazione di Sparta. Ma comunque vedremo per adesso di concentrarci sul territorio della Mauretania, e magari più avanti cercheremo di portare a termine questa nuova missione. Allora ragazzi, cerchiamo di stare attenti. Allora, la regione di Tignis non può essere conquistata senza l'aiuto dei nostri alleati. Io direi di andare ad attaccare direttamente i nostri avversari dal mare. Vediamo di ottenere un'ottima posizione quindi per la conquista di questo dannato insediamento avversario. Vediamo di segnalare proprio la nostra battaglia. No ragazzi, dobbiamo circondarli e sbarcare proprio su questo territorio, attaccare dal mare, quindi vediamo di metterci da questa parte. A Gadira, ecco, mi sono ricordato appunto un fatto importante. La cittadina di Gadira è una città di ordine orientale. Date un'occhiata: insediamento a sinistra, minore vino, una comunità fiorente le cui attività commerciali attraggono nuovi coloni. Ovviamente ci consente di ottenere vino. Date un'occhiata da queste parti, proprio sotto il mantello del nostro grande avversario Mikatkon. Ci sono delle viti qui in terra. Sicuramente la produzione di vino a Gadira ci consente di avere un'altra materia prima in più da esportare nelle varie zone d'Europa. Quindi io ragazzi non convertirei la cittadina di Gadira orientale in qualcosa di differente, poiché l'unico effetto negativo, sempre a sinistra nella tendina, è 4 punti in meno al cibo. Ma noi abbiamo una grande quantità di grano nei nostri granai che provengono dall'Inghilterra, quindi questo rischio lo possiamo affrontare. Io cambierei certamente il quartiere dei nobili in qualcosa di più importante, come il fabbro, che ci consentirà di reclutare degli uomini molto più abili nel combattimento per poi invadere l'Africa, e cambiare e convertire più che altro la fattoria irrigata in qualcosa che tenga sempre la nostra economia in alto, ovvero un bel pozzo che consentirà di aumentare la nostra ricchezza. Bene, mentre per quanto riguarda il viale dei pescivendoli, io direi di convertirlo anche adesso, perché ancora consente al nostro ordine pubblico di scendere verso il basso, e convertiamolo quindi in qualcosa di molto più importante, come un bel villaggio di pescatori, o addirittura vediamo di smantellarlo e costruire qualcosa di diverso. Bene, allora io direi ragazzi per adesso di passare immediatamente il turno e attendere quindi le mosse dei nostri avversari.
Allora, innanzitutto dopo aver conquistato la parte nord, se riuscissimo ovvero a conquistare la parte nord del Marocco, riusciremo ad addentrarci, come vi ho detto, in Africa. I libici devono essere sempre sotto il nostro controllo perché non vorrei avere uno scontro tra titani proprio in territorio africano. Però la provincia di Tignis, anzi la cittadina di Tignis, attenzione, arriva una bella proposta qua, questo uccellino per arrivare direttamente in Inghilterra si è fatto una bella strada, sarà arrivato appunto stanco, è partito dalla Libia, anzi dall'attuale, vediamo un pochino, Ciranica, eccola qui, una popolazione mai sentita nominare, aggressiva e inaffidabile. Il vostro popolo, sebbene non lo sappia ancora, rimarrà affascinato dalla nostra merce. Perché privarlo di tale gioia? Un accordo commerciale con un guadagno di 195 per turno, va bene, un pagamento di 210, accettiamo ragazzi, potrebbe essere un'ottima opportunità per introdurci all'interno del contesto orientale. Allora, ovviamente ecco che arrivano i Getuli con una bella proposta di pace che sicuramente andremo a rifiutare, strappiamo, bruciamo il documento che ci hanno appena adesso presentato. Attenzione, la cittadina di Gadira viene presa d'assalto da un'imbarcazione appunto avversaria, attenzione, eccola qua appunto con i suoi remi, formazione lineare da parte dei Getuli proprio verso l'Oceano Atlantico, tenteranno di andare a scoprire l'America addirittura, date un'occhiata. Allora, intanto attenzione che ci hanno circondati, vediamo di attendere i nostri vivisci e i nostri lusitani che tentano appunto di svincolarsi dal contesto del Portogallo, vediamo se riescono ad attraversare questa bella zona di mare. Bene, intanto i reti ancora continuano a premere sull'impero, su Roma, ragazzi. Eccoli i vivisci che scendono immediatamente. Vediamo un po'. Insediamento portuale bloccato. Una flotta nemica ha posto un blocco navale al tuo insediamento portuale. Il blocco crea disagi al commercio e mette rischio di inedi alla popolazione locale. Quindi attenzione ragazzi al cibo. Intanto rompete il blocco navale con le forze locali o portate rinforzi. Bene, allora, intanto sono stati sciolti degli accordi commerciali e l'alleato ha confermato l'obiettivo di guerra. Hanno accettato la nostra missione e quindi i vivisci sono pronti appunto a sbarcare insieme a noi stessi a Tignis per la conquista di questa cittadina. Intanto vediamo di eliminare questo bel popolo del mare guidato direttamente dal generale avversario, la fanteria nobile numidica. Intanto vediamo se con questa unità navale possiamo andare ad attaccare definitivamente. No, per forza da questa parte dobbiamo andare. Dobbiamo affrontare lo stretto di Gibilterra su questo bel ponte appunto intermediario. Allora, vediamo un pochettino. Io direi ragazzi di lanciarci immediatamente nella nostra battaglia perché non possiamo rimanere esclusi dal contesto mondiale. Allora, sicuramente le forze nemiche hanno preso in considerazione anche coloro che abitano all'interno della cittadina circostante, quindi vediamo un pochino, abbiamo circa 2400 unità contro appena 1000. Bene, non ho capito perché la forza dell'esercito avversario è maggiore alla nostra, quindi per evitare di vediamo un pochino la risoluzione automatica, sconfitta schiacciante, ma io ragazzi direi di combattere la nostra battaglia perché secondo me abbiamo delle ottime possibilità di vittoria. Allora cerchiamo di respingere immediatamente in mare la flotta getulica. Sicuramente questa ragazzi sarà una bella battaglia navale poiché le nostre imbarcazioni hanno ottenuto l'accesso all'Oceano Atlantico e quindi sarà una bella battaglia proprio combattuta in queste acque abbastanza torbide, quindi cerchiamo di stare attenti. Le unità avversarie sono nuove reclute, quindi sicuramente hanno imbracciato le armi da qualche mese. I nostri uomini soprattutto hanno il sangue sulle spalle di tutte le popolazioni che hanno sterminato nella conquista dell'intero continente europeo occidentale. Intanto vediamo un po'. Abbiamo un esercito di guarnigione che proviene dalla nostra cittadina, però i vincitori di Obrauco sono ragazzi, attenzione che sono anche degli ottimi marinai, non solo dei combattenti a terra, ma ovviamente anche delle ottime truppe marine. Allora, io direi ragazzi di attaccare con questo splendido mare Forza Zero, eccolo qui, probabilmente non avremo problemi a livello quindi marino. Allora, diamo un'occhiata, 2 ondate di rinforzi arriveranno da sinistra e da destra, proprio da queste parti, con questa angolazione, però intanto io direi di posizionare come al solito le unità di bersaglieri, eccole qua, sul frontone destro. Vediamo di posizionare un'ottima truppa d'attacco da queste parti per andare a colpire in maniera costante gli avversari e rifornirli di un ottimo fuoco d'attacco. Ok, primo gruppo di bersaglieri. Le cavallerie vediamo di tenerle in compagnia dei nostri cari uomini, visto che al di sopra di una nave, al di sopra quindi di una nave da trasporto leggera, non abbiamo grandi possibilità di vittoria, appena 60 uomini, quindi lasciamola per adesso da questa parte, dietro i nostri tiratori. Mentre le nostre unità principali, ovvero i nostri soldati con spada, vediamo di lasciarli in prima linea proprio
per scontrarsi immediatamente. Soldati con spada, anche il nostro generale, vi ricordo, dietro le nostre unità principali, altre imbarcazioni proprio da questa parte per rifornire i nostri uomini di supporto, e selezioniamo il tutto sotto un unico gruppo. Purtroppo ragazzi questi non sono uomini adatti al combattimento navale, proprio perché le loro imbarcazioni sono da trasporto, non sono adatte al combattimento, quindi anche se volessi andare a speronare una nave avversaria non ci riuscirei, poiché la forza di penetrazione è proprio inferiore alla norma. Queste sono semplici navi da trasporto. Allora lanciamoci immediatamente nel combattimento ragazzi, a tutta vela, anche se ovviamente le uniche vele sono gli stendardi dei nostri uomini. Allora la truppa di assalto verrà da questa parte, questa sarà una battaglia molto importante ragazzi, determinerà il nostro successo in Africa. Allora per quanto riguarda queste 3 imbarcazioni che sono altre truppe d'assalto, vedremo di condurle da questa parte per affiancare i nostri avversari. Ecco qui altri assaltatori che tenteranno di aggirare gli avversari. Allora invece il nemico che cosa possiede da queste parti? Allora giavellottisti, altri giavellottisti libici, vediamo un po', questa deve essere la fanteria principale d'attacco del comandante, altri giavellottisti tutti in prima linea, vediamo un po'. Questa è una trimole da inseguimento, tutte ovviamente nella parte posteriore. Allora hanno una grande quantità di arcieri, quindi dobbiamo tentare l'attacco immediato senza basarci molto sulle lunghe distanze. Allora quindi vediamo di avvicinarci verso gli avversari in modalità abbordaggio ragazzi. Eccoci qua pronti all'attacco, un'altra unità all'attacco da questa parte, benissimo. Vediamo di scegliere anche degli ottimi lancieri per andare ad aggirare gli avversari proprio dall'altra parte, benissimo. Cerchiamo di effettuare quindi questo gioco. Nel momento in cui ci avvicineremo a una distanza inferiore alla norma, e quindi nel momento in cui verremo bersagliati, utilizzeremo la modalità remate avanzate, che ovviamente qualche nostra unità la dispone. Vediamo un pochino, probabilmente il nostro generale no, vediamo un pochino, ci deve essere qualche imbarcazione. Purtroppo le navi che abbiamo appunto scelto non hanno la modalità di fuoco e soprattutto di remata avanzata. Comunque cercheremo di essere più rapidi possibili. Ok, tentiamo l'attacco, attenzione, la nave del generale nemico tenta di farsi avanti ed ecco che gli avversari appunto tentano l'attacco. Vediamo un pochino se possiamo continuare ad avanzare. Avanti ragazzi miei, continuiamo, attenzione, ecco altre unità che stanno tentando di andare in avanti. Si lanciano i giavellottisti libici appunto all'attacco. Cosa stanno combinando? Probabilmente non hanno sono molto abili e soprattutto molto agili in confronto a noi stessi. Vediamo un pochettino se possiamo avanzare ancora da questa parte. I nostri arcieri migliori stanno tentando di colpire gli avversari dall'esterno. Ecco che inizia il contatto, il combattimento a fuoco. Attenzione, vediamo se possiamo avanzare anche con le altre nostre unità, ovvero i nostri lancieri. Vediamo un pochino se possiamo procedere da questa parte a tutta manetta ragazzi. Cerchiamo di sfondare il territorio, la zona marina avversaria. Benissimo, ci sono altri uomini liberi di leva che tentano appunto la conquista dell'intera zona avversaria. Benissimo ragazzi, cercate di penetrare le difese avversarie. Vediamo se possiamo attuare la nostra abilità frenesia per aumentare il morale e l'abilità corpo a corpo dei nostri uomini. Continuate ragazzi, cerchiamo di prendere direttamente questa bella imbarcazione con la nostra modalità principale. Il nostro generale vediamo dove si ritrova. Attenzione, inizia il combattimento, anche i nostri grandi ragazzoni iniziano a far fuoco. Vediamo se possiamo attuare la nostra modalità di combattimento avanzato. Vediamo di dirigerci immediatamente in una delle nostre imbarcazioni principali. Ecco che una pioggia di appunto meteoriti, più che altro di pietre, va a investire gli avversari. Il mare quest'oggi è abbastanza calmo. Attenzione, guardate i nostri uomini come continuano a lanciare pietre al di sopra degli avversari. Cerchiamo ragazzi di non perdere troppe imbarcazioni. Vediamo che questa truppa ci servirà. Sta volgendo a nostro favore, però io ragazzi non vorrei perdere molti uomini. Abbiamo addirittura delle altre unità che stanno per essere distrutte da questi maledizione. Continuiamo da questa parte, cerchiamo di continuare. Forza. Vediamo se il nostro generale, ecco il nostro generale che viene colpito. Vediamo se il nostro generale riesce ad abbordare la nave avversaria. Avanti maledizione, vediamo se possiamo acciuffarla. Ecco altre unità di lancieri, soprattutto di arcieri che si stanno avvicinando. Avanti, questo dannato generale nemico continua a rompere le scatole. Vediamo se possiamo continuare a bersagliare questi avversari. Abbiamo delle ottime unità di cavalleria che sono pronte al contatto a fuoco. Benissimo, vediamo se possiamo distruggerle. Allora l'unità più pericolosa, ecco, potete vedere ragazzi che non sta andando molto a nostro favore la battaglia, ovvero abbiamo perso diverse unità e questo dannato generale nemico continua a romperci le scatole. Avanti ragazzi, continuiamo a sprofondare le linee nemiche, che qua ci stanno proprio massacrando. Ok, da questa parte ancora ragazzi continuiamo, vediamo di abbordare le navi nemiche. Andiamo, attenzione, tenta l'attacco. Vediamo se possiamo gettarla al tappeto. Guardate un po' della grande quantità di frecce che vanno a investire i nostri uomini, cadono proprio come mosche. Vediamo se possiamo distruggere questa ultima unità navale. Attenzione, finalmente i nostri rinforzi dall'esterno. Vediamo se possiamo stanno vacillando perché questo dannato generale continua a darci filo da torcere. Gli ultimi 84 uomini. Vediamo un pochino se possiamo circondare questi avversari. Arriva finalmente il nostro generale dall'esterno. Vediamo se può attivare la sua modalità principale. Ovviamente la nostra modalità ispira. Vediamo un pochino se possiamo condurre i nostri uomini alla vittoria. Una bella abilità a dannazione, un bel grido di guerra
per bloccare ovviamente il morale avversario. Dannazione, proprio questo generale nemico non vuole cadere a pezzi. Bene, siamo riusciti a distruggere in buona parte la flotta avversaria, anche se ha dato un pochettino di filo da torcere, soprattutto... Il nostro generale è sotto attacco. Ancora? Vediamo dov'è il nostro generale. Eccolo che tenta appunto di spostarsi. Vediamo un pochettino dov'è il nostro grande amico. Deve essere appunto da queste parti. Eccolo qua, ecco che appunto affronta un bel combattimento. Vediamo se possiamo dirigerci proprio in avanti. Avanti ragazzi miei, generale contro generale. Avanti che riusciamo a buttarli a terra. Avanti, ed ecco che il generale nemico porge bandiera bianca, anzi issa una bella bandiera bianca e manda appunto le sue unità in fuga all'interno dell'Oceano Atlantico. Perfetto, siamo riusciti a ottenere una discreta vittoria. Abbiamo purtroppo perso qualche unità, precisamente gli uomini che si erano scontrati direttamente con le unità del generale. Siamo riusciti quindi a spedire direttamente nei pressi della cittadina dei Getuli, precisamente la cittadina di Tignis, le ultime 1000 unità appartenenti agli avversari. Bene, allora vediamo un pochettino. Siamo riusciti a mandare a picco l'ultima imbarcazione, anzi più che altro si sono ritirati nel loro territorio. Allora, vediamo un pochino quello che possiamo combinare. Con la marcia forzata riuscirei a ottenere un buon come dire, riuscirei a intrufolarmi all'interno del contesto avversario, però ovviamente non potrei attaccare. Mi sembra che con la marcia forzata le unità non possono radunare nuove forze e sicuramente non possono dare inizio a delle battaglie, quindi dobbiamo attendere ancora qualche attimo. Ma se io mi lanciassi invece a Tignis con questa nostra unità, con i nostri vincitori di Umbraco appena quindi all'indomani della nostra battaglia navale, vediamo un pochettino ragazzi se possiamo gettarci nel combattimento immediato, e che potrebbe essere un bel rischio, vediamo un po'. Ma ecco che appunto i nostri 1700 uomini potranno conquistare direttamente l'ultimo baluardo avversario con circa 650 uomini. Ovviamente ragazzi non vale la pena combattere una battaglia del genere, abbiamo più del doppio delle unità avversarie, quindi una bella risoluzione automatica con una modalità equilibrio in modo tale da non perdere troppi uomini sarà fondamentale per il nostro controllo della Mauretania nordica. Vediamo un pochettino, vai amico mio con quella bella spada, vedi se puoi fare qualcosa di interessante. Vittoria decisiva, avversari completamente spacciati e cittadina occupata. Ovviamente ragazzi la capitale, notate, è molto diversa da una cittadina di provincia. Date un'occhiata, saccheggiandolo otterremo ben 2230 monetine, però io direi che non è necessario, meglio ottenere sempre come dire, una tranquillità abbastanza elevata all'interno del contesto territoriale nemico. Intanto i vincitori di Obrauco sono dei soldati audaci e hanno visto di tutto in guerra, infatti i quali hanno ottenuto un'altra ricompensa, un'altra onorificenza proprio per quanto riguarda la loro stessa integrità morale. E diamo un'occhiata, possiamo renderli addirittura molto più combattivi. Io direi di rendere la loro orda inesorabile al massimo, in modo tale da aumentare la loro possibilità di fare danni con le armi da corpo a corpo, e diamogli anche un pochettino di morale in più. Il nostro grande generale sta continuando a fare esperienza, vediamo di renderlo come al solito un po' più autorevole e rendere il costo dell'esercito sempre minore. Va bene, ecco appunto il nostro grande esploratore, il nostro Segalosso, eccolo qui pronto al combattimento. Quanti anni ha Segalosso? Vediamo un pochettino ragazzi, se ha più di 60 anni mi arrabbio, vediamo un po'. 58 anni, abbiamo un branco di anziani appunto all'interno del nostro schieramento. Vediamo se possiamo convertire questo bel wow Gneo Albo, mercenario veterano. Date un'occhiata alla sua potenza e ovviamente per quanto riguarda la sua esperienza. Vediamo se possiamo manipolare il nostro caro amico con una bella, anzi con una bella tentazione. Abbiamo un ottimo esito positivo. Tentiamo ragazzi, attenzione che l'altra volta abbiamo avuto un bel colpo di fortuna. Vai amico mio, fai vedere tutto. Agente nemico ostacolato. Non siamo riusciti a fare del nostro meglio, però almeno l'abbiamo ostacolato. Allora all'interno della cittadina di Gadira vediamo di attuare una bella marcia forzata e di intrufolarci qui dentro per mantenere l'ordine pubblico. Io direi attenzione, l'esercito dei Maesili, chiamiamoli così, sono riusciti, anzi è riuscito a introdursi all'interno del contesto iberico, conquistando la cittadina di Kartadash. Sicuramente riuscendo a ottenere il controllo di questa cittadina avremo ottime opportunità di definire il nostro aspetto all'interno del contesto africano. Quindi ragazzi vediamo un po', forse l'idea che mi era venuta cercheremo di applicarla tra qualche attimo. Adesso vi farò vedere. Ebbene sì ragazzi, purtroppo è arrivata un messaggio, appunto una nobile fine per quanto riguarda un nostro schieramento. Vediamo che cosa è successo. Allora innanzitutto abbiamo scoperto finalmente la ricerca e situazione di guerra numero 2 e appunto adesso vi spiegherò il piano che avevo in mente all'interno della frase precedente. Allora vediamo un po', intanto per cause naturali come al solito del tutto muore il nostro generale all'interno del contesto delle Baleari. Nominiamo immediatamente un altro bel corno d'oro proprio al comando del nostro esercito. Vediamo un pochino, un bel
bel candidato dalla parte attenzione però, meglio candidare un ragazzone che non crea degli intrighi e ovviamente delle congiure all'interno della nostra sezione dei politici. Quindi il candidato Abbo potrebbe essere ottimo perché ridurrebbe il supporto di capotribù solo di 8 unità, altrimenti gli altri potrebbero andare a compromettere la nostra stabilità imperiale. Allora vediamo di nominare un nuovo generale e attenzione, vediamo un pochino quello che è successo. Un intruso, i Maesili, questa fazione ha attraversato i nostri confini senza permesso. Attenzione ragazzi, non fate i birbantelli. Abbiamo una carovana del deserto mezza distrutta, appunto probabilmente ci sarà stata una sorta di tempesta di sabbia, li avrà demoliti, dato i cammelli, eccoli, guardate che fighi. Allora, sovrappopolazione, vediamo cosa è successo nella provincia, nella provincia celtica. Vediamo un po', c'è una sovrappopolazione per quanto riguarda ovviamente i nostri uomini migliori, quindi possiamo andare a collocare un nuovo edificio. Attenzione a cosa costruiamo, visto che qui l'ordine pubblico è sempre stato un problema, creiamo qualcosa che possa garantire tranquillità ai nostri uomini, una sacra recinzione. Per quanto riguarda il mercato dei contadini, io direi di convertirlo in qualche altra cosa che ci consenta di mantenere l'ordine pubblico massimo. Allora, vediamo un po', avevo visto in passato la tenuta del capotribù, ci conferirà ordine pubblico a livelli spaventosi e finalmente potremo condurre le spade del potere nel sud, che ci aiuteranno a vincere la guerra, proprio perché adesso abbiamo anche la popolazione travagliata nella Mauretania. Ovviamente i nostri uomini sono appena adesso arrivati e sicuramente potranno creare dei problemi alla popolazione locale. Vediamo se possiamo convertire sempre il nostro caro Cicerone qui, che si ritrova da queste parti, sempre con una tentazione. Vediamo un pochettino, dai amico mio che eri bravo a convertire la gente anche in passato. Segolazio continua ad ostacolare la gente nemico che proprio non vuole partecipare alla nostra azione. Allora ragazzi, vi faccio vedere intanto il mio piano e dopo una brutta notizia per quanto riguarda la penisola iberica. Allora, con la scoperta della nostra nuova tecnologia collocheremo un nuovo cantiere navale, in 5 turni vedremo di formare una bella flotta e svincolare il nostro esercito dei campioni d'Albione. Così, collocando delle imbarcazioni da questa parte, Tarraco sarà finalmente tranquilla e questo esercito ci aiuterà come al solito a combattere. Bene, intanto rimaniamo così. Cosa è successo ragazzi? Vi faccio affrontare questa bella stradina di montagna. Procediamo verso nord, attenzione, si gira un attimo a sinistra attraverso queste belle montagnone, un bel falco ci indica la strada, attenzione, procediamo verso sud, vediamo un pochettino, attenzione, lo sbarco da parte dei Getuli, l'ultima armata dei Getuli, i signori della guerra, che ormai sono dei fuggiaschi, non hanno più la loro patria, ovviamente hanno perso qualsiasi voglia di combattere, si sono lanciati nell'attacco disperato della provincia di Cartuba. Questo è stato sicuramente un evento positivo, perché gli avversari, anzi gli alleati, anche avversari perché ci fregano le cittadine, si sono dovuti ritirare e scappare quindi verso la loro cittadina di Cartuba, che avevano lasciata appunto esclusivamente sola, e quindi sicuramente adesso gli daranno del filo da torcere, saremo sicuramente più liberi di agire in questo contesto. Allora, avevo intenzione quindi nei prossimi 5 turni di collocare quindi un nuovo esercito a Tarraco per stare più tranquillo e i campioni di Albione condurli proprio verso i Massili, in modo tale da definire il nostro aspetto bellico. Intanto la nostra Roxanne vediamo di mandarla in pieno territorio africano per vedere un pochettino come va la situazione all'interno di questa fazione. Benissimo. E ai Bossim la situazione mi sa che sta migliorando rapidamente, vediamo come va la cittadina. Allora, possiamo migliorare il porto in qualcosa di più interessante, come una bella darsena disponibile, convertiamo il terreno recintato in qualcosa che ci faccia ottenere nuove possibilità economiche e la solita sacra recinzione vediamo di tenerla adeguata all'ordine pubblico, in modo tale da essere sempre all'avanguardia per quanto riguarda questo aspetto. Ok, conduciamo una bella modifica, vediamo di creare il borgo barbarico in un vero villaggio e attenzione a questa bella unità d'attacco. Vediamo di questa unità sicuramente qui non potrà reclutare ottimi uomini, però qualche altro bel fromboliere ci servirà. Benissimo, abbiamo ottime entrate orarie e siamo proprio in ottima forma proprio per reclutare una nuova flotta. Benissimo, per quanto riguarda invece la tecnologia, quest'oggi vedremo di ricercare qualcosa di molto più interessante per quanto riguarda gli assedi. Mi avete consigliato di scoprire l'olio bollente, che è molto più potente di qualsiasi altra arma difensiva proprio negli asseди, e in 3 turni ce la dovremmo fare. In futuro ci lanceremo nelle tecniche di torsione per la scoperta delle catapulte. Bene, allora a Tignis cosa succede? Abbiamo 3 unità, 3 zone appunto per il reclutamento delle unità. Io direi intanto di recuperare per quanto riguarda l'ambito dell'ordine pubblico. Allora, questa è una cittadina orientale, ovviamente ci fa
riflettere un attimo questa storia, poiché abbiamo dell'ordine pubblico e del cibo in meno. Quindi intanto vediamo di convertirla in qualcosa di molto più interessante. Per adesso non possiamo andare a costruire la catena barbarica, quindi dobbiamo demolire questa zona. Convertiamo il tutto, anzi demoliamo anche questa zona per andare a costruire qualcosa di molto più interessante, e ovviamente cerchiamo di creare una bella tenuta del capo tribù per aumentare l'ordine pubblico da queste parti. La zona ovviamente inerente ai quartieri della fanteria la convertiremo in qualcosa che ci possa far aumentare ovviamente il nostro guadagno economico. Come un carpentiere consentirà di avere delle ottime munizioni di livello 2, che ancora non l'abbiamo costruito in nessun posto all'interno della nostra sezione principale, e cercheremo anche di costruire un bel distillatore di acqua marina. Ovviamente esso ci consentirà ottime produzioni di acqua marina, di acqua ovviamente naturale, però sicuramente un distillatore può farci comodo per aumentare la ricchezza all'interno della nostra regione. Benissimo, allora ci stiamo preparando ragazzi, proprio abbiamo impostato le basi per andare a conquistare e a definire l'aspetto icenico proprio all'interno del territorio africano. Mancherà ancora qualche altro turno prima della nostra definizione totale della nostra battaglia, però per adesso sta andando abbastanza bene. Con la conquista quindi di questa zona siamo riusciti ad affermare finalmente la nostra potenza. Meno male che i vivici sono riusciti a scappare. Attenzione. Attenzione che avevo visto i maledizione, ci hanno fregato proprio sotto gli occhi la cittadina di Carthage. Ovviamente nessuno vuole rimanere a guardare, qualcuno sempre vuole un pezzettino di torta all'interno di questo fantastico dolce iberico, e come avete ben potuto vedere la cittadina adesso di Carthage appartiene sicuramente ai Cantabri, che hanno completato appunto la definizione del loro impero. Intanto i Nasamoni, ma ragazzi cosa volete voi qua sotto? Un patto di non aggressione, e addirittura vogliono dei pagamenti. Io sicuramente non cercherò mai di introdurmi all'interno di questo contesto della Libia, perché non ho interessi. Quindi ragazzi non ho intenzione di accettare il vostro accordo, anzi vi uccido pure l'uccello che mi avete mandato. Ok. Bene, allora cerchiamo di avanzare sempre all'interno di all'interno di quest'anno. Credo che siamo circa nel 160 a.C. Comunque la situazione sta andando molto ma molto bene. Attenzione. Allora, ovviamente i nostri vivisci tentano di chiedere un aiuto per quanto riguarda ovviamente questa bella battaglia. Rimangono appena 180 uomini nemici. Io direi ragazzi di combattere in modalità protezione, dando una piccola mano agli avversari. Lasciamo quindi ai vivisci la possibilità di atterrare l'avversario, e quindi adesso lanciamoci in una bella conquista quindi di prigionieri, visto che abbiamo l'opportunità di farlo. Vediamo di schiavizzare gli ultimi prigionieri disponibili in modo tale da aumentare la nostra produzione. Attenzione con i prigionieri, perché potrebbero esserci davvero, attenzione ancora, un'altra nobile fine. Intanto ragazzi i guerrieri del Guado sono riusciti a ottenere una nuova tradizione militare, ovvero le truppe che si ritrovano a Gadira. Sbarco degli invasori proprio nei riguardi della nostra regione. Segolazio l'hanno beccato nuovamente, questo dannato non si vuole tranquillizzare. Intanto un altro generale, Pennos, muore da solo nella sua bella residenza. Anche un altro generale proprio nel nord della nostra cittadina. E intanto dobbiamo come al solito richiamare dei nuovi uomini appunto nei nostri schieramenti. Allora, come al solito cerchiamo di evitare le congiure all'interno dei nostri schieramenti principali. Purtroppo adesso dobbiamo andare a reclutare degli uomini di questa fazione. Comunque cerchiamo adesso di stare un attimino attenti per quanto riguarda questo ambito. I nuovi invasori appunto hanno tentato lo sbarco, però ovviamente come vi avevo detto i Cantabri sono riusciti a definire il loro aspetto bellico proprio nella provincia di Carthage, quindi purtroppo non la conquisteremo. Guerra dichiarata tra Elvezi e Roma. Come dire, Roma per adesso sta vivendo una fase negativa, il suo impero è molto ristretto, compatto, e sicuramente non durerà molto. Intanto ottime costruzioni completate, il fabbro a Gadira, benissimo. Vediamo un pochino quello che possiamo combinare, vediamo di migliorarlo in qualcosa di diverso in questa fase. Attenzione, ecco, proprio quello che volevo. Intanto vediamo di convertire il fabbro in qualcosa nel maniscalco, in modo tale da avere ottime opportunità di conquista, visto che adesso l'ordine pubblico è ancora sotto il nostro controllo. E vediamo un po'. Allora, continuano ad aumentare gli aiutanti, la popolazione è incoraggiata proprio da questa parte, nella provincia di Tolosa. Benissimo. Mentre per quanto riguarda i nostri generali hanno ottenuto degli ottimi tratti. Ecco altre unità che arrivano dalla nostra parte. I Treveri finiscono per tramontare, anzi il loro impero, come dire, ormai ha raggiunto il culmine. Altri aiutanti per i nostri uomini. Allora, per adesso vediamo di stare un attimino tranquilli. Ok, le notizie che sono arrivate quest'oggi non erano molto importanti. La cosa che ci interessa è quella di ultimare definitivamente il cantiere navale nella provincia appunto di Tarraco, per definire quindi la nostra potenza navale. Allora, quindi dopo aver ottenuto il controllo della cittadina di Tignis, adesso vedremo di svincolare qualche altro esercito. Intanto nuova prova da parte del nostro grande Segolazio nella manipolazione dell'avversario. Vediamo se possiamo adesso tentare qualche altra
un'altra cosa, una bella persuasione. Dai, ti offriamo una bella quantità di soldi, un bello stipendio, non lo guadagni neanche. Maledizione, proprio è fermo, ragazzi, come un pilastro questo ragazzone, proprio una bandiera molto salda alla sua fazione. Intanto il nostro Segolazio qui si sta esercitando nella maniera migliore, guadagna altri tratti molto interessanti, vediamo di renderlo molto più abile nella collaborazione per aumentare il raggiro e l'assassinio. E attenzione a quello che combineremo. Allora, ho intenzione, ragazzi, di spedire delle nuove unità nel combattimento diretto. Cercheremo di conquistare immediatamente Midigol da questa parte, una cittadina non molto rinforzata, e dopo ci lanceremo certamente nella definizione del nostro aspetto, nella conquista delle ultime regioni appartenenti ai Mycene.